In nome del popolo inquinato, la giuria di Venezia, riunitasi oggi, emette la seguente sentenza. Gli inquinatori sono dichiarati colpevoli di aver violato i diritti fondamentali del popolo e dell'ambiente. 6 associazioni nazionali impegnati sui temi della giustizia ambientale e sociale in giro per l'Italia per chiedere bonifiche più veloci e investimenti sulla transizione ecologica. Non potevamo che essere anche nel primo sito dei 42 nella lista, che è Porto Marghera. La campagna Ecogiustizia Subito in nome del popolo inquinato fa tappa in Veneto per accendere i riflettori sui ritardi della bonifica del SIN di Porto Marghera. Dei 1600 ettari che compongono Porto Marghera, solo il 20% è stato ad oggi bonificato. Per quanto riguarda le acque invece contaminate, solo lo 0,1%. Agli scout, come è noto, sta a cuore l'ambiente, ma l'ambiente deve essere curato e noi ci impegniamo insieme alle altre associazioni qui presenti affinché questa cura si attui. Tante associazioni per la prima volta si mettono insieme e decidono di collaborare. Abbiamo bisogno di un noi. Questa campagna nazionale Ecogiustizia Subito è una forma di rispetto, di giustizia, di amore per le persone che vivono in questo territorio. E poi è importante perché per la prima volta associazioni diverse collaborano insieme.